Buongiorno, sono Barbara Braghin, l'Empatico Giornale. Siamo qui a Verona Fiera El Vin Italy 2025, grande manifestazione internazionale. Ho il piacere e l'onore di incontrare l'assessore della Regione del Veneto, Valeria Mantovan, all'istruzione, al lavoro e molto di più. Prego, assessore, che ci dice di questo Vin Italy? Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti. Il Vin Italy si conferma sempre essere una grande vetrina per le eccellenze italiane, in questo caso quelle che riguardano il mondo del vino, un'eccellenza che racconta la storia, la cultura, la civiltà del vino e di tutto quello che ci sta dietro, quindi anche dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista proprio della qualità, perché quando si parla di prodotto italiano noi parliamo di eccellenza e parliamo di qualità, e qui noi siamo imbattibili, lo dico anche senza timore di smentita. Ma il Veneto è tante altre cose, infatti c'è fermento anche per le Olimpiadi, vedo qua molti cartelli, molta promozione. Il Veneto sarà protagonista anche di questo appuntamento eccezionale, un appuntamento che avrà ricadute sul territorio molto positive anche in termini di investimenti e quindi anche di PIL. Noi ci crediamo molto, crediamo che possa essere un'ulteriore vetrina, e lo sarà sicuramente, sia per promuovere tutte quelle che sono le eccellenze sportive, ma soprattutto un territorio straordinario come quello del Veneto. Perfetto, grazie assessore. Io sono Barbara Braghin, l'Empatico Giornale, e assessore al lavoro, alla formazione, all'istruzione e alle pari opportunità. Valeria Mantovan, grazie. Ciao dal Vin Italy.